15 milioni di euro perduti per le migliaia di metri cubi di spiagge erose, altri 2 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti spiaggiati tra Bibbione e Rosolina e un'ulteriore quindicina di danni alle attività private, principalmente stabilimenti marittimi, ma anche il ponte a pedaggio tra Jesolo e Eraclea. Ammonta quindi a circa 32 milioni il costo della devastazione portata alla costa veneta dall'ondata eccezionale di maltempo di 2 settimane fa. La stima, ancora parziale, è stata elaborata dai tecnici della regione, che ieri hanno accompagnato il vicegovernatore Gianluca Forcolini all'incontro con i sindaci del litorale. Presenti i primi cittadini di Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Caorle, San Michele al Tagliamento e Portoviro. Le amministrazioni comunali sono state invitate a preparare nel minor tempo possibile una relazione dettagliata dei danni registrati in ogni località, da consegnare poi al neocommissario per l'emergenza in Veneto, il governatore Luca Zaia. Il governo ha promesso di stanziare per la nostra regione circa 250 milioni di euro, informa Forcolin, da destinare principalmente al Bellunese e all'altopiano di Asiago, che hanno subito i colpi più duri. Una parte importante di queste risorse, assicura il vicepresidente, arriverà però anche alla costa. Alla gara di solidarietà, che ha già portato i veneti a donare oltre 1 milione per il sostegno alle popolazioni colpite, si è aggiunto frattanto anche il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ieri ha deciso di dare la possibilità ai propri dipendenti di poter dedicare un'ora del proprio lavoro al sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali e contestualmente mettere a disposizione le nostre strutture tecniche e amministrative ai comuni che dovessero averne bisogno per espletare le loro pratiche amministrative, perché evidentemente ci sarà un carico di lavoro straordinario per piccoli comuni.